Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti cari amici, vediamo oggi un'altra partita del match per il campionato del mondo, una partita terminata in parità che permette a Nepomniachtchi di mantenere, diciamo, un punto di vantaggio. Questa partita però non è stata una patta non giocata, non combattuta. Entrambi i giocatori hanno giocato per vincere, soprattutto Nepo che ha provato a distanziare l'avversario ancora di più, avendo il bianco. Vediamo cos'è successo. Diciamo che penso che se Ding avesse perso il match sarebbe praticamente finito, ma avendo Ding resistito, tutto è ancora aperto. E 4 e 5. Questa partita è stata una spagnola, una Roy Lopez, la berlinese, il muro di Berlino, un'apertura ideata già da Tarrasch all'inizio del 1900, di 3, perché a Rocco è la principale, ma dopo cavallo per E4 il nero cerca il finale berlinese, dove è molto difficile cercare un vantaggio. Di 3 alfiere C5 C3. Perché C3? Perché se si inizia con Arrocco, una delle mosse più forti per il nero è cavallo di 4, semplificando. Quindi C3, Arrocco di 5. A questo punto ci sono linee principali molto teoriche dove si prende, il bianco gioca cavallo di 2, è una linea molto solida. Notiamo che il bianco sta già in una situazione di vantaggio nel match, ovvero Nepomniachtchi ha già un punto in più, quindi non deve rischiare, può lottare per un vantaggio minimo senza nessun rischio. Qua i C3 limita un po' il cavallo in C6 che non è piazzato benissimo. Di per, sembra quasi una Philidor invertita questa posizione. Ora il nero gioca A5, il bianco gioca A4, entrambi i giocatori evitano che l'avversario guadagni spazio con il pedone A. Donna E7, donna C2, entrambi i giocatori sviluppano la donna. Cavallo B8, come ho detto prima il cavallo non è granché situato in C6, quindi magari il nero vuole giocare, non so, magari C6, magari il cavallo vuole entrare in gioco attraverso altri lidi, attraverso altre strade. Di fatto la casella in C5 potrebbe essere ideale per il cavallo, infatti poi lo vedremo. A questo punto il bianco gioca torre 1, perché il bianco vuole migliorare il suo cavallo ancora di più. Una idea tipica di queste aperture, anche del gioco piano dell'italiana, è mettere il cavallo in G3 e poi lottare per la casella in F5. Nero gioca torre di 8, H3. H6, cavallo F1, quindi deve andare in G3. C6, alfiere C4. L'alfiere qui è molto ben piazzato. Cavallo A6, cavallo G3. Il cavallo ambisce alla casella F5. Donna C7 per togliersi appunto dal raggio d'azione del cavallo. Alfiere A2. A questo punto, dopo alfiere A2, è una mossa di profilassi, no? Dove l'alfiere potrebbe essere meno esposto, il nero gioca B5 espandendosi nell'ala di donna, fin qui tutto bene. Ora il bianco gioca donna E2 per fare pressione sul pedone in B5, ecco, adesso una mossa davvero difficile. Ecco qua, non so se fosse ancora preparazione da parte di entrambi e qua Ding si fosse dimenticato, è una posizione dove non c'erano mosse forzanti, quindi prepararsi fino qui è solo la mossa 17, però non è una posizione dal carattere forzato, una posizione dove ci sono molte alternative plausibili per entrambi, quindi molte ramificazioni ed è difficile andare in profondità. Se loro sono arrivati fin qui con le loro analisi, allora complimenti a loro e ai loro allenatori. Però ecco qua in questa posizione, se Ding si fosse dimenticato, la mossa è alfiere F8. Perché alfiere F8? Perché il cavallo appunto che lui ha già manovrato per tornare indietro deve entrare in gioco in C5, fortissimo. E poi volendo si potrebbe anche voler cambiare l'alfiere del bianco in A2 che preme su F7. Ecco, probabilmente Ding non ha voluto sacrificare un pedone, perché un pedone è un pedone e Ding lo sa molto bene, se no non avrebbe quel livello se avesse i pedoni così, ma ecco qua in questo caso il compenso è eclatante. Cavallo C5, si vuole mettere l'alfiere in A6, il cavallo può entrare in D3, tutti i pezzi neri si attivano e nero a minimo la parità.
Quindi torre B8 che è un po' erronea, un po' lenta, cavallo H4, punto esclamativo. Alfiere F8 difendendosi, donna F3. Notare che in caso di alfiere F8 subito, cavallo H4, il cavallo può andare in C5, si attacca già questo pedone, quindi si interroga già il bianco su cosa fare e poi si può giocare alfiere E6 per, diciamo, chiudere questo alfiere, cambiare l'alfiere in A2. Torre B8, l'attacco del bianco inizia, ora il pedone G è sovraccarico, infatti il cavallo non può nemmeno muoversi perché cade F7, il nero prende in A4 e ora alfiere per H6 punto esclamativo, perché? Perché il pedone sovraccarico, su G per H6 cade il cavallo, il bianco guadagna un pedone, ma più che guadagnare un pedone, il pedone dell'arrocco, no? L'arrocco è tutto distrutto, sbragato, e qua si possono attaccare i pedoni H7 e F7. Qua su cavallo C5, cavallo G6, sì, ecco qua, c'è un'inchiodatura, quindi il cavallo non può essere catturato e qua si vuole catturare la coppia degli alfieri. Perché si vuole catturare la coppia degli alfieri? Perché la coppia degli alfieri indebolirebbe le case nere del nero, dopo questo alfiere non avrebbe rivali, si può ritirare in G5, in C1. Vedremo, dopo torre per B2, qua si prende l'alfiere, c'erano altri modi per ottenere un vantaggio, ecco ora l'alfiere, il motore dice che è imprecisa, ci sta in realtà alfiere G5, si poteva subito anche giocare questa manovra, o si poteva attaccare il cavallo, perché su G per H6 dopo questo cambio comunque il nero è pieno di debolezze nella lei donna anche, ma soprattutto intorno all'arrocco. E quindi donna E3 avrebbe minacciato oltre al cavallo anche di andare in G5, no? Di portarsi in G5. Anche alfiere per G7, re per G7, donna G5 scacco e presa del cavallo è minacciata. Ma ok, Nepo sceglie un'altra strada, alfiere G5, cavallo H7, alfiere C1. Ora molto forte qua l'alfiere che vuole andare in A3, torre B5, alfiere A3. Oh, si creano problemi. Ora torre 8 si schioda il cavallo, si attacca il difensore del cavallo. Sembra che la posizione nera collassi, ma alfiere 6 ancora una volta Ding sacrifica la qualità, perché ora su alfiere per C per il nero ha una potente massa di pedoni che compensano la qualità. Magari il cavallo va in B3, C3 è debole, se cadesse C3 ci sono 3 pedoni passati. Obiettivamente il bianco dovrebbe stare un po' meglio, ma Nepo preferisce credere all'avversario perché lui non ha bisogno di vincere questa partita, non vuole prendere i rischi, quindi gioca in modo risk free. Quindi gli alfieri sono cambiati, ora il bianco sta un po' meglio, il cavallo in F5, il nero ha un pedone in più e può lottare per la parità, e ora il nero si sta attivando, ma il punto è che tutti questi pedoni sono deboli, questi pedoni sono deboli, e il punto è che poi si cambieranno tutti questi pedoni evidenziati, 4 pedoni del nero per 2 pedoni del bianco, e 5-4 sono meno deboli ma possono cadere in seguito a una sequenza tattica, e si entrerà in un finale con un pedone in più del bianco che per fortuna per il nero è pari. Quindi donna C6 difendendo A4 e facendo pressione su E4, alfiere C1, ora A4 indifendibile e di fatto cade, ora A5 debole, alfiere B2, il nero ha questi 3 pedoni che però possono cadere tutti, la torre si sposta, alfiere per E1. Ora il nero assolutamente vuole provare a catturare 4 per semplificare, e 2. Ora cade 4. A questo punto torre a 4. Ecco qua l'alfiere un po' meglio dei cavalli. C'è pressione su G7, la torre potrebbe voler andare in G4, quindi semplificazione, cavallo D4. Mossa magistrale. Questi giocatori sanno i finali, elite mondiali, quindi i finali li sanno quando un finale è patto o no, quando c'è una fortezza. Ora il bianco prende un pedone, ma la posizione è patta teorica, perché non si può vincere e se nero si difende bene non dovrebbe succedere nulla. Ora cavallo G3, bello perché su F per G3 anche questo finale è patta teorica, una fortezza, torre B7, cavallo F5, anche questo finale dopo cavallo per G per, nonostante il bianco abbia un pedone passato e questi pedoni siano doppiati, è patta teorica e Ding lo sa, quindi questa cioè la conoscenza dei finali, la conoscenza tecnica aiuta molto, perché se uno non sa che questo è patta teorica non può calcolare tutto il finale, invece loro lo sanno già da prima, hanno visto modelli simili e quindi sanno dove possono entrare e dove no. E infatti una delle differenze tra questi giocatori e altri giocatori più deboli è appunto anche la conoscenza dei finali, perché si decidono i punti, i mezzi punti. Cavallo G4, torre E7. Lui sa che
anche Ding sa che anche cambiando le torri e patte, lo sa anche Nepomniachtchi che mantiene le torri, però non si può scalfire la difesa del nero. Torre B7, ora cavallo D6, ora entrambi i giocatori attendono, il bianco attiva il suo re, ma ora F5, mossa che non era necessaria, ma F5 attacca il cavallo che difende F2 e si accinge a giocare cavallo E4 scacco e torre per F2 recuperando il materiale, quindi il bianco ha bisogno di una continuazione forzata. Ora qua scacco, il nero ha già capito che è patta cambiando le torri e di fatto sembra difficile pareggiare, ma si tiene tutto. Il re è un po' più passivo ma si attiverà presto. Il bianco gioca H4 perché sacrifica il pedone per poter entrare con il re perché non ha altri piani. Si poteva provare G4 però si semplifica la posizione, il nero avvicina il re e già questa posizione dovrebbe essere patta perché il bianco non ha pedoni passati. Si potrà cambiare il pedone G per uno dei pedoni bianchi e poi non so se il bianco riesce a fare H4 si cambia il pedone e poi si sacrificherà il cavallo sull'ultimo pedone superstite, il nero patterà. Quindi H4, re F4, se cadessero entrambi i pedoni neri il bianco vince ma non cadranno. H3 per dividere i pedoni del bianco, re 7 per centralizzare il re importantissimo. Ora re G5 attiva il re ma seguirebbe cavallo E4 con semplificazione e la partita è patta perché ora basterà per esempio sacrificare il cavallo su uno, per esempio anche il cavallo H1 che sembra strano dovrebbe portare alla patta perché su H5 cavallo G3 scacco, poi si sacrifica il cavallo e patta. Perché re cavallo contro re patta anche su re G6, cavallo G3 si lascia lì il cavallo, si aspetta H5 per poi sacrificare e il re può anche andare a prevenire la promozione. Il bianco prova a girare in tondo ma non c'è nessun modo per vincere ora. Sì, se su cavallo per F5 e cavallo per H3 si semplificano i pedoni, anche questo è patta perché poi si sacrificherà il cavallo sul pedone F per pattare. Il nero continua a dare scacco, il re tiene il pedone H, il bianco prova ancora a girare in tondo ma non ottiene nulla, scacco di nuovo, ora si vuole di nuovo dare scacco, si aspetta, su H5 si dà scacco e poi il pedone H cade, re G3, scacco, si continua ad aspettare, semplicemente non si può fare nulla. Cavallo E2, ovviamente il nero evita il cambio dei cavalli perché serve il nero ha bisogno dei cavalli per sacrificare il cavallo sull'ultimo pedone del bianco dopo aver cambiato due pedoni. Quel bianco continua a provarci ma non ci sono entrate, ora F4 prende spazio, il bianco è stato così passivo che ora si può, il bianco è stato passivo ma che non si poteva fare nulla, re H3, a questo punto cavallo D4 viene siglata la patta, perché cavallo D3, cavallo per F3, cavallo per F4, scacco, re H6, poi il cavallo si sacrifica su H4, su re G4 cavallo per patta, su H5 ancora si patterà, per esempio si può portare il cavallo a sacrificarsi su questo pedone, il nero può prima prendere spazio con il re, poi non so, fa la manovra che vuole per andare a prendere H5 e patta. Una partita combattutissima e io penso che la prossima sarà ancora più emozionante, perché si sta avvicinando la fine e ora un punto, una vittoria può davvero cambiare il corso del match e quindi della storia degli scacchi moderni.